La Procura della Repubblica di Agrigento indaga su una sorta di sistema montante locale. Si tratta di un'inchiesta in cui si ipotizza che alcuni finanzieri e appartenenti in genere alle forze dell'ordine, presunti infedeli, si siano asserviti ad alcuni imprenditori in un contesto di scambio di benefici. Da una parte controlli fiscali blandi e omissivi e diffusione di notizie riservate, ad esempio sulle procedure delle interdittive antimafia con conseguente accesso ai terminali ministeriali, e dall'altra parte altro tipo di favori, ad esempio assunzioni di familiari. Sarebbero una decina gli indagati, la titolare del fascicolo con delega d'indagine alla Guardia di Finanza e il sostituto procuratore Alessandra Russo. Molti sono gli elementi in comune con l'inchiesta Duty Free che ipotizza un giro di tangenti all'Agenzia delle Entrate. Altra indagine che si incrocia con quella giunta alle battute iniziali, della quale scaturisce, è quella chiamata Giano Bifronte, di recente approdata in aula dopo il rinvio a giudizio, che avrebbe disarticolato un giro di tangenti mascherate con delle consulenze a una società in cambio di finanziamenti a tassi agevolati da parte dell'Istituto di Credito IRFIS, di cui la Regione è unico azionista.